Dottoressa Caron, Presidente dei costruttori, e evidenziamo con lei un problema fondamentale in previsione di quelle che saranno le ricadute del PNR e dei rincari dei costi e dell'energia che vanno a gravare sulle aziende. Quanto costava ieri asfaltare 1 chilometro di strada e quanto costa potenzialmente oggi? Sì, allora a volte parlare di aumento in percentuale non rende l'idea. Dire che 1 anno e mezzo fa per asfaltare 1 chilometro di strada comunale costava circa 40.000 euro e che oggi invece, dato di 15 giorni fa, costa più di 60.000 euro e che è aumentato, dà l'idea di cosa significa l'aumento dei costi che stiamo subendo. In questa situazione i bandi per l'affidamento dei lavori milionari che si prevedono per il PNR che cosa rischiano? Rischiano di vedere gare deserte perché i prezzi, se non vengono adeguati, si rischia questo, oppure di lavori che possono essere acquisiti ma poi non eseguiti nei termini e anche con abbandoni magari di cantiere. Infatti, grazie. 20 milioni di euro, tanto è la spesa che il Comune di Treviso si prepara a far atterrare tramite i fondi del PNRR nel Comune, ma questi soldi servirebbero per pagare dei contratti e degli appalti che non potrebbero più corrispondere alla realtà dei prezzi. Già oggi l'amministrazione è stata costretta, diciamo così, a firmare dei contratti incrociando le dita. Qual è oggi il problema? Sì, il problema è che i conti economici delle gare pubbliche, degli appalti pubblici, con l'aumento dell'energia elettrica e delle materie prime sono insostenibili, soprattutto per le aziende che hanno fatto la loro offerta 6-7 mesi fa e stipulano il contratto oggi. E quindi il rischio è che queste aziende rinuncino a eseguire i lavori, quindi con i conseguenti ritardi, ma nel caso del PNRR quindi il rischio di perdere anche queste risorse. Quindi ringrazio il Presidente Stefano Marcon per aver aperto questo tavolo di discussione su un tema che è delicato e che rischia di diventare un problema vero, soprattutto nei prossimi mesi, perché tra l'infiltrazione mafiosa, tra la gestione dei quadri economici e l'aumento dei costi, il rischio è che la gestione di queste opere diventi davvero complicata al limite della fattibilità. Se non si riuscisse a chiudere i contratti nei tempi, che sono stimati oggi quelli del 2026, fondamentalmente perché c'è stato un aumento dei costi, si rischierebbe di trovare un territorio disseminato da cattedrali di cemento che dovrebbe terminare l'amministrazione. Con che fonti non si sa. Sì, nella peggiore dei casi non vedremo le opere realizzate. E nella migliore dei casi il rischio è che magari le opere vengono realizzate parzialmente, incomplete, perché poi se non riusciamo a rispettare le tempistiche imposte dall'Unione Europea il rischio è che saltano di fatto i trasferimenti e quindi è una situazione molto complicata, va gestita da un punto di vista normativo, quindi bisogna un po' ridisegnare le regole del gioco, perché PNRR e le sue regole non vanno a braccetto con codice degli appalti e burocrazia italiana. Perfetto, grazie.